A 20 metri circa dalla porta, il difensore che correva a fianco a me, il numero 6, per intervenire, per fermarmi dall'azione che stavo andando in porta, si accascia e urla dal dolore, dove aveva, penso, uno strappo alla coscia destra, e io distinto, senza pensare due volte, ho depositato la palla fuori. Un gesto di fair play sportiva. Mattia, che poteva andare in porta e segnare, ha scelto di fermare il gioco buttando il pallone fuori e consentendo così ai medici di entrare in campo e soccorrere l'avversario. È successo durante la partita del campionato di promozione tra Union Pro e la Rocca Monselice, disputata a Preganziol. L'azione poteva portare ad un 2-0, ma il calciatore 21enne veneziano, alla seconda stagione all'Union Pro, non ci ha pensato due volte. È venuto proprio naturale, distinto, fermarmi, anche perché sin da piccolo mi hanno insegnato questo, adesso anche all'Union Pro mi hanno insegnato questo, quindi è stato tutto naturale, ecco. Un gesto encomiabile che ha guadagnato l'applauso del pubblico presente, ma tutti avrebbero agito allo stesso modo? Non so, però secondo me dovrebbe essere la normalità che si vede in ogni partita, quindi spero che, diciamo, da questo episodio molti prendano spunto, ecco. Il plauso anche del sindaco di Mogliano, Davide Bortolato. Ci tenevo a fare direttamente le congratulazioni a Mattia per il bellissimo gesto che ha fatto, un gesto di grande sportività che dimostra tutti quelli che sono i valori dello sport che vengono insegnati qui a Mogliano. Tra l'altro siamo città europea dello sport anche per questo, per i valori che esportiamo. Quindi è stata una partita alla fine pareggiata, ma sicuramente l'abbiamo vinta e l'ha vinta Mattia. La partita è finita 1-1. Se Mattia avesse segnato quel gol a porta vuota, avrebbe raggiunto il comando della graduatoria dei marcatori trevigiani, ma lui ha vinto la partita più bella, quella dei valori e dello sport.